Buongiorno, buon inizio del weekly. Per la cronaca voglio precisare alcune cose. Se i miei weekly vlog vi risultano noiosi, siete liberi di andare a guardarne altri su altri canali. Seconda cosa, se io faccio dei pezzi di video dove non parlo, dove vi faccio vedere cose che tipo lavo i piatti o quelle cose là, non vuol dire che io non abbia voglia di fare video. Siccome io sono una creativa principalmente, io sforno tanti video creativi. Sono riuscita a tornare a reimpostarlo su quei video, su quel genere di video. Ovvio, io faccio anche i vlog, però se faccio vlog, dopo un po' mi viene detto che sono noiosi. Se non li faccio, mi chiedete perché non fai vlog. Allora, capite bene che io faccio quello che mi pare, registro i video che voglio, carico i video che voglio. Se volete vederli, bene. Se non volete vederli, andate su un altro canale, perché sinceramente io sono stufa. Perché dovete anche capire l'impegno che c'è dietro ad ogni singolo video. Io non faccio un video alla settimana. Adesso a dicembre uscirà anche un video al giorno. Per cui voi dovete cercare di capire l'impegno che c'è dietro. Se volete video vlog più variegati, dove la gente compra, fa video, fa acquisti, va a Parigi, va a Amsterdam, va a New York, va, che so, a Los Angeles, eccetera, andate su altri canali, perché questa è la mia vita. Io vi faccio vedere com'è la mia vita reale, e la mia vita reale è così. Nel frattempo che io finisco di fare la colazione, quanto mi è piaciuto l'ultimo video di Greta Menchi, quello che ha messo ieri online, veramente mi è strapiaciuto. Non era la solita persona che voleva far vedere, era proprio lei, si vedeva. Sono rimasta piacevolmente colpita da quel video. Mi è proprio piaciuto, perché sono tutti pronti a infangarla solo perché lei ha avuto un grande successo, nonostante i suoi video non fossero chissà che. Però i suoi video sono di intrattenimento e lei è riuscita a intrattenere parecchie persone, nonostante siano la maggior parte giovanissimi, però anche a me piacciono i suoi video, non tutti, però ho iniziato a seguirla proprio perché mi mette allegria. Panna! Cioè, forse ha detto questo non mi fa andare più da nessuna parte, visto che è qua fermo. Panna, no, ha paura. Wally! Wally! Ciao Wally! Ciao Betty! Ciao Alfie! Il mio piccolo Wally! Vieni Wally! Piccolo Wally! Il piccolo Wally! Ma ciao Celestino! Ciao Celestino! Ciao Betty! Alfie! Ciao! Che bei bambini! Come avrete capito, questo è un altro giorno. Ah, che freddo che c'è. Fa freddo. Wally mi è venuto incontro, Alfa anche. Sai quanti gradi sono? Ah no, è caldo. No, scherzo, sono 0, -3 circa. Una cosa del genere. Andiamo, signorini. Face e Alfa. Qui c'è Celestino. Qui c'è il mio piccolo Wally. Eccolo. Wally. E lì c'è Agata, Pisola. Ci sono Agata, Pisola. E ci deve essere anche Arturina. Wally. Wally è sempre in pole position. Aspettate perché ho un casino di cose e non so come fare. Wally, vieni piccolo Wally. No, nessuno viene con me. Oh, c'è anche Silvano. Eccolo là. Silvano. Oh,
c'è la mamma dei bambini, Bianchetta e Betty. Ecco, quanti gatti. Sì, Bianchetta, sei bellissima. Sì, sì. Pinky. Cosa? Pinky. Pinky. Ania. Sì, Pinky. E vedi me? Oh. Sì. Ah, bella Pinky. Bella. Eccolo qua, Wally. Ciao, piccolo Wally. I guanti. Eccola, Dash. Lei è Dash, è quella che è rimasta in canile per 10 giorni. Vero, amore? Povera Dash. Ciao, Walletto. Ciao, Pinky. Ho da farvi vedere un po' di cose, perché sono stata su dai miei e, come avete visto, dai gatti. E poi Silvestro mi è salito anche sulla schiena, cioè io non me l'aspettavo. E ho un po' di cose, c'ho una borsa e ci sono dentro tutte cose mie, vecchie, ci sono dentro anche dei libri, DVD, un gioco del computer, insomma ci sono diverse cose, perché alla fine dovevo prendere solo i CD quelli della musica miei, erano ancora su a casa, e alla fine invece mi sono presa un po' di cose e buttate, molte di più buttate, perché ce n'erano tante che erano da buttare. Adesso preparo la tavola, devo anche stendere, ho il mucchio di roba lì e dopo vi faccio vedere che cosa ho portato giù a casa. E in quelle due scatole invece c'è tutta la... no, c'è scritto stoffe, in realtà c'è tutta la roba di Natale mia, quindi dopo... dopo magari mi metto a decorare un po' per Natale, vedo se ho voglia. Siccome oggi vado veloce, a Franz faccio questo, io non posso mangiarlo, quindi lo faccio a lui. È il risotto alla pescatora della Knorr. Questo non è maluccio, cioè dai, ce ne sono di peggio. E gli ingredienti sono qui. Ingredienti. Boh, non lo so, se vi interessa sapere che ingredienti ci sono, questi sono. Poi c'è anche il lattosio addirittura. Vabbè. Comunque si prepara in microonde, infatti io l'ho messo in microonde. In pentola non lo faccio quasi mai questo riso, questo genere di riso, perché in pentola si attacca sempre e quindi preferisco il mio amato microonde, perché qua non brucia mai. Avrei voluto andare giù a fare la passeggiata, quella che avevo già fatto giù nel prato, però sta già andando via il sole là, e quindi non è possibile fare una passeggiata lì. E adesso vi faccio vedere che cosa c'era dentro, cioè cosa ho portato giù a casa. Ho trovato di nuovo queste perline a forma di gatto, e sono in ceramica, non sono fatte benissimo, quello no, però le ho ritrovate. E ho trovato anche questo paio di orecchini a perla, però non è il classico colore di perla, ma è questo colore qui, vabbè, colore matite per intenderci. Poi ho trovato anche questo brucia essenze e devo lavarlo decisamente. Poi, questo gioco qua, Hollywood Monsters 2, ci sono i DVD, questi due DVD, ecco. Poi c'è il libro di Narnia, che è quello grosso grosso. Poi c'è questo libro qua che non so come sia, l'avevo letto un po', però dovrò riniziarlo. Poi ho ritrovato il mio Walkman, questo qui, credo che vada ancora, basta mettere le batterie, sì, dovrebbe andare ancora, che figo. Poi c'è questo qui, il libricino Dolomiti, dove ci sono tutte le immagini delle Dolomiti. Poi ho una cornice da riutilizzare, quindi qua ho dei CD che non so che cosa sono, devo guardare. Poi ho trovato anche questi, Alta Via delle Dolomiti numero 3, la numero 1. Poi ho trovato la foto di me e di Franz del Sea Life, se io non mi ricordo di che anno, dovrebbe essere del 2014, se non sbaglio. Questo cuscino qua, altra roba l'ho lasciata su, questo cuscino qua, io non so se ve l'ho mai fatto vedere, forse sì, forse no, mi distanzio un attimino. È tutto fatto a ricamo su questo che non so se è seta, adesso non mi ricordo, dovrebbe essere seta grezza,
boh, non lo so, comunque dovrebbe essere quella. E niente, è un ricamo, sono le mie iniziali. E questo è un altro cuscino, molto optical art. Qua è stato fatto a telaio, i telai quelli vecchi di legno, ecco. Questo è stato fatto a telaio da me. E niente, adesso ho messo dentro 3 cuscini addirittura, uno grosso e 2 fini. E questo è il mio cuscino che avevo fatto a scuola. Che lungo, tutto a telaio, cioè veramente è una cosa eterna lavorare a telaio, però era bellissimo, era una cosa che adoravo fare. Ecco, quindi ho portato giù queste cose. E un'altra cosa che ho portato, a parte i CD che sono tutti qua dentro, fotocartoline. In realtà ci sono solo foto oppure stampe su carta da fotocopiatrice normale, quindi in bianco e nero. Questo ve lo farò vedere a gennaio, faccio un video proprio a parte perché ci sono delle foto dove io ho i capelli lunghi e quindi a gennaio vedrete questo video. E sapete cosa faccio io adesso? E poi ci sentiamo penso domani con il weekly. A parte mettere un po' di decorazioni natalizie in casa, è andato via il segnale della TV, bene, mi ascolto questa musicassetta. Sì, l'ho tirata fuori adesso mi dovrebbe andare lo stereo con le cassette, quindi provo a ascoltare questa. È una cassetta di Natale, che bello. Ah, e poi devo andare a tirare sulla roba stesa perché sta andando via il sole, manca ancora giusto questo pezzo di prato qui, quindi sta proprio tramontando adesso che sono le 2:10, dai, più o meno. Tramonta prestissimo. Un buongiorno e guardate dov'è Panna. Panna, Panna, sei furba, eh? Stai lì, stai lì. Buongiorno, sono qui dai miei, si può ben vedere che la cucina è decisamente diversa. E sto notando che le macchine stanno andando a rallentatore sulla statale, per cui penso ci sia parecchio traffico. Oggi è l'8, qui è l'Immacolata e quindi arrivano tanti turisti perché fanno il ponte, quindi oggi, domani, dopodomani. Oggi cos'è? Giovedì, venerdì, sabato, domenica. Sì, poi le piste sono aperte, per cui vanno tutti a sciare. Volevo dirvi una cosa che stavo pensando da quando è iniziato il programma Selfie su Canale 5 il lunedì sera. Stavo pensando di andare anch'io. Anche Franz si è lasciato scappare che vorrebbe andare per sistemare i denti. Tutti e due abbiamo il problema dei denti storti e malandati. Sinceramente curare i denti è costosissimo e se devi star dietro a tutti i problemi che hanno i denti non vivi perché veramente costa tanto. Sì, si può fare a rate, ma lo stesso il costo è alto. Siccome noi abbiamo altri problemi economici, non ci si può permettere di andare dal dentista, quindi io sto pensando proprio di andare a Selfie. Non so se però sia fattibile sistemare i miei denti. Io volevo dirvi che stavo pensando questa cosa, se mandare la richiesta. E sicuramente la accetterebbero i giudici, insomma quelli là, ma bisogna vedere se il dentista accetta la cosa, perché sarebbe un lavoro lungo da fare. Poi non so se sia possibile andare in quel programma, farsi fare queste cose, non lo so. Raddrizzare i denti solo per il programma è impossibile perché se voglio mettere l'apparecchio ci vanno almeno 4 anni per tirarli dritti, per cui boh. Ecco, volevo raccontarvi questa cosa, dirvi di questo mio enorme problema con i miei denti, la masticazione, l'estetica, eccetera eccetera. Quindi io e i miei denti adesso andiamo verso casa, vado a fare fuoco. Lilla. Pronta per uscire con i miei guantoni. Questi sono i guanti che adoro perché sono quelli che tengono più caldo. Sky, che bella. Ciao Sky. Ciao Betty. Ciao Betty. Ciao. Ciao
video. Di. Andiamo. Eccomi qua, sono tornata a casa. Vabbè, avete visto i gatti. E una cosa, volevo dare una pulita un attimo a casa. Mi hanno spostato tutto. No, pulisco un attimo casa e poi registro il video degli addobbi. Ho già iniziato da quelli di fuori, quindi poi finisco quello di video, così lo preparo e lo carico già. E Panna ce l'ha su con quel trasportino, ma ha una paura di quel trasportino. Vabbè, se io non avessi voglia di far video, non ci sarebbe neanche un video nel canale, quindi boh, non lo so. Quei commenti lasciano il tempo che trovano, Preparo l'impasto per il pane, lo lascio lievitare per qualche ora e poi ho appena mixato. Ho fatto l'impasto del pane e niente, adesso sta lievitando, quindi ci starà un bel po'. Poi mi sono mixata fagioli, ceci e mais oggi e ho fatto 2 porzioni, per cui me ne avanza anche per stasera. E adesso mangio io, perché Franz è già andato via anche, adesso mangio io. E poi lavo il disastro che ho in cucina, perché ho fatto un po' di tutto e quindi c'è un po' di casino. Ho già pulito il gas però, sono stata brava. E basta, io chiudo il weekly. Non so se farò altre riprese dopo questa, in caso ve le metterò dopo. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo weekly, questo Weekmas vlog, scusate, ma io sono abituata a dire weekly. E niente, ci vediamo la prossima settimana di nuovo con un altro Weekmas vlog e lasciatemi i commenti qua sotto se volete e quindi vi ringrazio, basta, non aggiungo altro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!